Lo facciamo con Monica Nardini perché si parla del Festival di Maiano, presentata oggi la prossima edizione di un festival storico. Monica, perché ormai sono tanti anni che si tiene questa manifestazione con la partecipazione di artisti molto importanti. A te la linea, Monica, buongiorno. Buongiorno dalla sede udinese della Regione. Sì, è terminata poco fa la presentazione della 62esima edizione del Festival di Maiano, una rassegna, come dicevi tu, storica che prevede tanti appuntamenti in campo musicale, artistico, culturale in genere e anche enogastronomico. Si terrà l'edizione quest'anno tra il 22 luglio e il 15 di agosto, ci saranno tanti protagonisti della scena culturale, musicale, artistica. Diciamo anche che questa edizione sarà anticipata anche da un evento che si terrà il 2 giugno al castello di Suzans e che vedrà protagonista insieme ai prodotti del territorio, ci saranno varie degustazioni, anche il DJ di fama mondiale Bob Sinclair. Per quanto riguarda l'edizione che la 62esima che si terrà tra luglio e agosto, ci saranno tra i principali appuntamenti anche l'assegnazione del premio Pro Maiano, quest'anno attribuito all'imprenditrice della grappa Giannola Nonino, e poi tantissimi appuntamenti tra visite guidate, degustazioni e appuntamenti anche per i più piccoli. Ci ha riassunto però, vi ho fatto attendere un po' di suspense, i principali protagonisti in campo musicale, il presidente dell'associazione Pro Maiano, organizzatrice del festival. Ora sentiamo quali sono i protagonisti nell'intervista a Daniele Stefanutti. Festival di Maiano, quest'anno 62esima edizione, quali sono gli appuntamenti principali? Gli appuntamenti principali sono molti, direi. A livello musicale sicuramente partiamo con Marrakesh il 23 di luglio, il 30 di luglio avremo i Litfiba con il loro tour di conclusione della carriera, e dopo ci sarà Ercomi, Caparezza, e finiremo con i Pink Sonic, che è un tributo ai Pink Floyd. Sicuramente da ricordare sarà un happening iniziale il 2 giugno, si chiamerà Sunset in the Castle. Al castello di Suzans avremo il piacere di ospitare una serata unica con Bob Sinclair, quindi una star internazionale della dance. Insomma, protagonisti non da poco. È finito lo stato di emergenza Covid, si guarda comunque ai prossimi mesi, il governo continuerà a monitorare la situazione, ma insomma si è parlato di questo allentamento comunque delle misure. Tendenzialmente quest'estate come si potrà partecipare a questo festival? Questo festival ci riporterà un po' indietro, quindi al 2019, quando erano tutti liberi, si poteva ballare, quindi l'auspicio è appunto che i visitatori nostri potranno viverlo in libertà, in piena sicurezza. Lo stato attuale appunto non è prevista per l'edizione né l'uso di mascherine, è prevista la capienza piena, non servirà il Green Pass? Certo, non servirà il Green Pass, non servirà, la capienza sarà piena e finalmente non i posti a sedere, ma liberi di circolare e appunto all'interno dei concerti anche di ballare. Verrà attribuito anche quest'anno il premio? Sì, il premio a una persona molto prestigiosa che ha dato lustro al nostro Friuli Venezia Giulia, è Giannola Nonnino. Attualmente anche in fase organizzativa come state valutando, come vi state orientando rispetto all'aumento dei costi dell'energia, delle materie prime? Cercheremo di calmierare il più possibile, perché questo è un festival ovviamente dove c'è l'attenzione alla famiglia e quindi anche i nostri utenti saranno tutelati da questo punto di vista. Comunità dunque all'opera per preparare e offrire al meglio questa 62esima edizione del festival, ma comunità anche comune di Maiano molto impegnato a sua volta nella dare un sostegno ai profughi ucraini. In tal senso abbiamo raccolto il commento della sindaca Elisa Giulia De Sabato. Allora sentiamo anche le sue parole e poi di nuovo linea a te in studio. Una comunità che sta vivendo con grande effervescenza anche questi preparativi per la 62esima edizione del Festival di Maiano, una comunità che sta anche dando il suo contributo in sostegno dei profughi ucraini. Sì, è vero, noi abbiamo accolto 22 persone, di cui anche 6 minori, di cui un bambino di 7 mesi, in realtà nel primo mese del conflitto. Da 3 settimane non arrivano più persone, però quelle accolte sono state accolte da privati, quindi tramite conoscenze che avevano già. Noi abbiamo convocati all'inizio per capire le loro esigenze, le loro necessità e per il momento riescono i privati a gestire queste persone.
Bisogna vedere per quanto, appunto a seconda di quanto eventualmente ci siano degli aiuti proprio diretti ai singoli, oltre alla convenzione con la prefettura. State cercando adesso di capire come poter sostenere al meglio anche queste famiglie, i profughi. Lei mi ha detto c'è anche una famiglia che ha accolto 9 profughi. Esatto, perché chiaramente avendo accolto i primi, poi queste persone hanno fatto arrivare i familiari, quindi l'alternativa potrebbe essere quella di effettivamente fare una convenzione con la prefettura. Il problema è poi verificare e garantire che le persone attualmente accolte non vengano poi, non debbano uscire da questo canale, perché già hanno avuto un trauma, se ancora devono abbandonare la loro rete familiare che si sono create, chiaramente non è che facciamo il loro bene, ecco, quindi su questo stiamo lavorando.